controlli sono già iniziati oggi. Di visibile c'è il posto di controllo per l'accesso terrestre ai pidi, ma in tutti gli accessi dalla ferrovia agli accessi acqui della città saranno presidiati. Prossime 24 ore sicuramente. I controlli a Venezia in vista della manifestazione anarchica non autorizzata annunciata per domani in campo Santa Margherita alle 15 sono dunque iniziati. A confermarlo le code già visibili dal primo pomeriggio che proseguiranno per tutta la notte per la giornata di domani. Di mettersi tanta pazienza perché ci vuole un quarto d'ora, 20 minuti per passare il posto di controllo perché c'è la fila, viene fatta la selezione, controllati, per cui tecnicamente ci vuole un po' di tempo. E d'altronde questo è un po' il prezzo da pagare, il fatto di essere il capoluogo regionale, la sede della Corte d'Appello, di queste cose qui. Nel frattempo, tra le calli, sono comparsi alcuni volantini sul corteo a sostegno dello spagnolo Sorrochi, condannato a 28 anni di carcere e ora al 41 bis per l'attentato alla sede della Lega di Treviso. Il testo affronta più temi, dal conflitto russo-ucraino alla vicenda di Cospito. Un compagno seppellito vivo, si legge anche, altri di fatto condannati al carcere a vita. Sono i riflessi interni di una condizione riassumibile in 3 parole: siamo in guerra. L'allerta dunque in città è alta, per questo il sindaco Brugnaro, dopo aver lanciato un appello a non venire, ha emanato 2 ordinanze. Una con cui fa obbligo di rimuovere tutti i plateatici in maniera di non avere situazioni che possono essere usati come colpi contundenti contro le forze di polizia, e dall'altro ha vietato la somministrazione in vetro per la stessa ragione sostanzialmente. Dopodiché non è vietato tenere aperti gli esercizi. È chiaro che se, come è possibile, ci saranno degli scontri, è più prudente avere misure di sicurezza approntate.